La battaglia per la difesa della provincia di Belluno esce dai confini dolomitici. Le delibere approvate dai comuni bellunesi sono partite dal capoluogo con 2 destinazioni precise. La prima, la più urgente, è Venezia, dove entro il 3 ottobre la Commissione Autonomie Locali dovrà redigere il nuovo piano di assetto delle province. La seconda, è una novità, è Roma, direttamente sul tavolo del ministro per la pubblica amministrazione Filippo Patroni Griffi, autore del taglio e del numero delle province. 64 comuni su 69 hanno approvato l'ordine del giorno discusso dai sindaci lo scorso 31 agosto. Fuori dai giochi sono rimasti Calalzo, San Pietro di Cadore, Livinallongo, Colle Santa Lucia e Sappada. Il risultato politico è straordinario perché la nostra provincia, che è nota per avere delle difficoltà di frammentazione politica e quindi di capacità di avere delle scelte coese, invece in questo caso ha dimostrato una enorme coesione. Un risultato che è andato ben oltre le aspettative, visto che anche alcune realtà referendarie hanno approvato il documento. Sovramonte, Lamon, la stessa Cortina, c'è un segnale quindi molto positivo perché viene anteposta la necessità di avere il riconoscimento del fatto che un territorio interamente montano ha bisogno di strumenti di governo particolari rispetto alle esigenze politiche di ciascun comune che magari legittimamente sceglie di rimanere oppure di andare con un'altra regione o di essere accolpata dall'altra provincia. Ma c'è già chi è pronto a difendersi in caso di sconfitta. A Roccapietole il Consiglio ha approvato la delibera salva provincia, ma ha anche sostenuto all'unanimità la richiesta di referendum per passare al Trentino. Dubbioso sulla riuscita della battaglia dei sindaci, l'ultimo inquilino di Palazzo Piloni. Sono un po' preoccupato perché sono ordini del giorno molto soft e ancora una volta rischiamo di perdere l'occasione per incidere. Mancano delle cose fondamentali, per esempio dovrebbe esserci assolutamente il voto diretto del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale e mancano anche le competenze e i soldi, le risorse che dovrebbe avere l'ente provincia. Se mancano questi 2 presupposti la provincia non ha neanche senso di esistere, allora tanto varrebbe eliminarla.